Siamo qui oggi, un altro sabato, per offrire culto al nostro Dio. E chi è questo Dio a chi offriamo culto? Mi piace gli ultimi versi della lettera di Giuda, dal verso 24 in poi, che dice così: a colui che può preservarvi da ogni caduta e farvi comparire irrepreensibili con gioia davanti alla sua gloria, al Dio unico, nostro Salvatore per mezzo di Gesù Cristo, nostro Signore. Siano gloria, maestà, forza e potere, prima di tutti i tempi, ora e per tutti i secoli. Amen. È questo il nostro Dio, ragazzi? È questo il Dio a cui siamo qui oggi per offrire culto? Che nelle prossime un'ora e mezza possiamo consegnare il nostro cuore e ascoltare quello che Lui c'ha da insegnarci. Preghiamo. Grazie Padre per questa nuova opportunità di essere qui insieme in famiglia, offrendo un altro culto a Te. Questo è un privilegio che abbiamo, essendo i Suoi figli, Padre. Che questo culto sia per il Tuo onore, per la Tua gloria, e che Tu parli al nostro cuore stasera. In nome di Tuo Figlio amato Gesù. Amen. Prezioso Gesù, eccomi ai piedi Tuoi. Cosa potrei mai offrirti per tutto ciò che sei? Tutto ciò che io lo verso ai piedi Tuoi. Non importa quanto è costato, Gesù, il Tuo valore è maggiore. Io ho trovato il mio tesoro. Più prezioso, io ho trovato il mio tesoro, io ho trovato il bene più prezioso. Prezioso parole sono più preziose per
quello che noi abbiamo di migliore. Non possiamo mai dimenticarci che la presenza di Gesù è qua stasera, amen? Non è una coppia, non è un'idea, è proprio Gesù che è qua in mezzo a noi. Chi qua ha avuto una settimana intensa? Io ho avuto una settimana molto intensa. Oggi ho lavorato e non sono riuscito a risolvere un grosso problema in ufficio. E quando sono arrivato qua oggi non riuscivo proprio a scollegarmi di quello che non sono riuscito a fare. E ero, ma Dio, non riesco a fermarmi di pensare nel mio lavoro. Ma cosa faccio? Perché io non posso essere qua, collegato al mio lavoro, nella presenza di Gesù e suonando e insieme a voi. Io ho pensato, ma cosa faccio? E la nostra prova oggi è stata una prova dura. Poverina della Gavi che ha iniziato oggi è già arrivata al 100%. Ma noi siamo qua. E la parte migliore è, io stavo pensando tanto in come poter scollegarmi dalle cose della mia vita per lodare a Dio, che non riuscivo a farlo perché non lasciavo il controllo a Dio. E adesso qua, mentre suonavo, adesso proprio ho percepito che il lavoro è rimasto sul lavoro e ho iniziato davvero a sentire la presenza di Gesù. Ma noi non possiamo essere freddi davanti a Dio. È impossibile non sentire, non muoversi, non sentire qualcosa di diverso nel nostro cuore quando Gesù è qui. Quindi perché vi ho detto tutta questa cosa? Perché ripeto, Gesù è qua. E voi dovete adesso, se state pensando in problemi, nell'amore della tua vita, nel lavoro, nella scuola, non lo so, pensi in questa cosa per una ultima volta e inizi a collegarsi totalmente a quello che succede qua, perché il problema che tu hai oggi, oppure il problema che tu avrai durante la settimana, Dio sta già risolvendo. Non importa cosa sia, in realtà ti dico che Lui ha già risolto. Forse tu solo non lo sai, ma Lui ha già risolto. L'amore della tua vita sicuramente è risolto. Io ho trovato il mio, quindi sì, io ho trovato, voi sicuramente trovate. Non vi preoccupate con niente, adesso è il momento di essere al 200% con Gesù. Questo è il tuo momento con Dio. Non importa la persona che è al suo fianco. Non devi vergognarti di niente, perché in questo momento non c'è nessuno qua. C'è solo tu e Gesù. Amen?
di me, mi sostiene, credo a quello che Dio dice di me. Sono certo, credo a quello che Dio dice di me, mi sostiene, credo a quello che Dio dice di me, che Dio dice di me. La chiesa canta. Lui libera. Cantiamo insieme, chiesa. Sono vivo, se è così, nella casa sua, che posta sono figlio, se è così. Guarda Gesù. Amém, guarda. Io so di mille storie che narrano di te, ma nella notte hai sussurrato al mio cuore e mi ha detto: Dio, tu sei un buon padre, tu lo sei, tu lo sei, tu lo sei, sono amato da te. Sono io, proprio io.
Sei perfetto in ogni tua vita, sei perfetto in ogni tua vita per noi. Sei perfetto in ogni tua vita, sei perfetto in ogni tua via, sei perfetto in ogni tua via per noi. Dio, tu sei un buon padre, tu lo sei. tu lo sei, tu lo sei, sono amato da te, sono amato da te. Io, Dio, tu sei un buon padre, tu lo sei, tu lo sei, tu lo sei, sono amato da te. Sono io, proprio io. Dio, tu sei un buon padre, tu lo sei, tu lo sei, tu lo sei, sono amato da te. sono io, proprio io, sei perfetto. Sei perfetto in ogni tuo mio, sei perfetto in ogni tuo mio, sei perfetto in ogni tuo mio, per noi. Sei perfetto in ogni tuo mio, sei perfetto in ogni tuo mio, sei perfetto in ogni tuo mio, per noi. Gloria a Dio, Lui è perfetto in tutto. Grazie Signore. Grazie per prendere cura di noi sempre, sempre, sempre. Noi sappiamo, Gesù, che noi abbiamo un Padre che ci ama totalmente, in una maniera che non possiamo mai capire. Grazie per il tuo amore, grazie perché tu sei il nostro Padre. Noi non abbiamo un'altra paternità che non è la paternità di Dio. E Gesù ha conquistato questo in morte di croce, e per questo noi siamo figli suoi. Grazie Signore. Amen. Buonasera a tutti, benvenuti per chi è la prima volta, bentornati per chi non è la prima volta. E io vorrei partire forte questa sera con una domanda, chiedere immediatamente per rompere il ghiaccio. Secondo voi Dio esiste? Così a bruciapelo, Dio esiste o siamo qua a raccontarcela? Siamo qua a fantasticare? Ah, pensa che bello se esistesse un Dio buono. Quindi quando noi cantiamo di un Dio che è un buon padre, che è perfetto in ogni sua via, noi ci crediamo? Sappiamo che c'è questo Dio? Stiamo dicendo sarebbe bello se ci fosse un Dio buono, un Dio che è mio padre, un Dio che è perfetto in ogni sua via. Ci crediamo o stiamo fantasticando? Noi stiamo parlando da varie settimane del Sermone del Monte, penso che a questo punto ormai siate confortevoli con questo tema, con quest'idea, ed è stata la prima grande predica che Gesù ha fatto nel suo tempo qui sulla terra. E lui ha parlato a queste folle e ha iniziato a chiamare la gente beati, Makarios, immensamente felici. Oggi noi vedremo la quarta beatitudine e parlando di questa beatitudine noi parleremo della giustizia di Dio. Un termine molto molto interessante ed è importante che noi cerchiamo e desideriamo questa giustizia con tutti noi stessi. Leggiamo dal capitolo 5 del Vangelo di Matteo, se avete le Bibbie cartacee guadagnate dei punti,
quindi cercatele nelle vostre Bibbie cartacee, se no in quelle digitali. Matteo capitolo 5, versetto 6. E cominciamo la nostra riflessione. Gesù, tra le varie beatitudini, disse alla folla: beati quelli che sono affamati e assetati di giustizia, perché saranno saziati. Preghiamo per cominciare il nostro culto. Signore, noi ti vogliamo ringraziare per questa parola che tu ci dai. Noi vogliamo ringraziarti perché le parole che Gesù ha detto più di 2000 anni fa, Signore, valgono ancora oggi per noi e varranno per sempre. Io ti prego che tu possa aprire i nostri cuori ed entrare in essi, che noi possiamo riceverti e mettere in pratica quello che tu ci insegni. Nel potente nome di Gesù. Amen. Molto bene. Per iniziare questa predica, visto che abbiamo assodato che Dio esiste, giusto? C'è un Dio? Sì? No? È un Dio che agisce? È un Dio lontano che non fa nulla? È un Dio inutile? Che idea avete di Dio? Perché la Bibbia ci dà un'idea molto precisa di chi Dio è. Abbiamo un Dio personale, non è per niente vago il nostro Dio. E una dinamica che è importante che chiariamo fin da subito, che vediamo nella parola di Dio, è che noi abbiamo un Dio attivo. Dio agisce e noi riceviamo l'azione di Dio. Lui fa e noi subiamo. Questo è molto importante chiarirlo fin da subito, quindi fate ruminare questa idea nella vostra mente: Dio agisce, noi riceviamo. Dio agisce, noi riceviamo. E noi questa azione che Dio fa la possiamo assecondare o possiamo ostacolarla, possiamo respingerla al mittente, ma è Lui che agisce, è Lui che inizia l'azione, è Lui che fa. Noi possiamo vedere quello che Dio fa e o cercare di respingerlo o assecondarlo. E noi abbiamo il nostro ruolo. Noi siamo passivi, nel senso che riceviamo quello che Dio fa, ma abbiamo la nostra parte. Noi possiamo fare qualcosa con questa azione di Dio. Ed è molto interessante perché questo lo vediamo in tante cose della nostra vita. Chi di voi è mai stato innamorato? Adesso voglio vedere i sorrisi sciocchini degli adolescenti che hanno l'amorosa a fianco. Chi è mai stato innamorato qua dentro? Chi ha mai amato qualcuno, che ha guardato una persona negli occhi e ti ha detto io ti amo, proprio sentitamente, col cuore sversato? Ecco, queste bellissime parole sono possibili perché c'è un Dio che è amore, con la A maiuscola, amore proprio assoluto, che ha messo in noi questo amore che noi siamo in grado di dare. Vedete com'è la dinamica? Tutto parte da Dio. Dio è amore, dà il suo amore a noi e noi diamo questo amore agli altri. Quindi quando sei in grado di dire ti amo alla persona con cui stai, devi ringraziare Dio, perché quell'amore viene da Lui. E questa cosa vale per tutte le caratteristiche di Dio: la bontà, la misericordia, la verità, l'intelligenza, eccetera, eccetera, eccetera. E quando noi parliamo di giustizia, come questa sera, noi possiamo parlare di giustizia solo perché esiste un Dio giusto, un Dio che è giustizia. Perché Dio ha un'essenza, un suo modo di essere. Dio è Dio, non è un'altra cosa. E nelle cose che Dio è, nella sua essenza, Lui è giusto, è la giustizia. E quindi Dio è il nostro metro per le cose. Grazie a Dio, letteralmente, con la presenza di Dio, noi possiamo giudicare se una cosa è giusta o se una cosa è sbagliata. Se non ci fosse Dio, noi non avremmo uno standard morale. Abbracciare una persona oppure ucciderla sarebbero la stessa identica cosa. Non ci sarebbe alcuna differenza. Ma noi abbiamo un Dio che ci permette di capire che cosa è giusto da che cosa è sbagliato. Questa sera parleremo molto dalla lettera ai Romani, di cui vi consiglio la lettura, è molto complessa ma estremamente affascinante, perché questo argomento della giustizia viene trattato molto in profondità in questa lettera. Nel secondo capitolo Paolo scrive in Romani 2, quindi Romani capitolo 2 versetti 14 e 15, Paolo scrive: infatti quando degli stranieri che non hanno legge, la legge di Mosè, attenzione, quindi se vedete l'Antico Testamento lì in mezzo c'è la legge di Mosè, chi non era ebreo quel libro non ce l'aveva, non l'aveva mai letto in vita sua. Adempiono per natura le cose richieste dalla legge, essi che non hanno legge sono legge a se stessi
Essi dimostrano che quanto la legge comanda è scritto nei loro cuori, perché la loro coscienza ne rende testimonianza, i loro pensieri si accusano o anche si scusano a vicenda. Cosa vuol dire questo passaggio? Il popolo ebraico ha ricevuto la legge attraverso Mosè, le tavole della legge, i 10 comandamenti, eccetera, eccetera. Tutto il resto del mondo ha comunque ricevuto la legge, non in tavole di pietra, ma incise nel proprio cuore. Perché Dio ci ha creati tutti, belli, brutti, antipatici, simpatici. Dio ha creato ogni essere umano e in ogni essere umano, nel progetto che ha fatto, ha messo la sua legge. Noi sappiamo istintivamente, più o meno, che cos'è giusto da che cos'è sbagliato e più o meno tutta l'umanità è d'accordo su che cos'è giusto e sbagliato da sempre, perché siamo tutti fatti dallo stesso Dio. E questo anche vuol dire che ogni singolo essere umano andrà alla presenza di Dio quando morirà e sarà giudicato. Sarà giudicato per le sue azioni. Anche le persone che di Cristo non hanno mai sentito parlare, le persone che una Bibbia non sanno nemmeno che cosa sia, che non sanno cos'è la crocifissione, non sanno cos'è la risurrezione, tutte le persone saranno giudicate, perché ogni essere umano ha una coscienza per dividere il bene dal male. E Dio è quello che può stabilire che cos'è bene e cos'è male, perché Lui è la giustizia. Tutto ciò che Lui dice che è giusto, è giusto. Se Dio dice che qualcosa è sbagliata, perché Lui è il metro, Lui è la giustizia, Lui decide dov'è la linea tra giusto e sbagliato. E quindi se Dio trova una cosa sbagliata, la trovava sbagliata ai tempi di Abramo, state tranquilli che la troverà sbagliata anche oggi e tra 15.000 anni la troverà sbagliata. Un'azione che non piace a Dio qua, non gli piace in Australia, non gli piace in America, non gli piace in Africa, non gli piacerà mai e in nessun luogo. Perché Dio non cambia, Dio è costante, Dio è corrente, non è arbitrario che dice oggi questo è permesso, domani è vietato. Dio è estremamente coerente con se stesso. E quindi Dio è giustizia e perfezione. L'abbiamo cantato, giusto? Sei perfetto in ogni tua via, no? L'avete cantato, vi ho sentiti, vi ho visti. Sei perfetto in ogni tua via. Dio non sbaglia mai. Tutto quello che Lui fa, visto che Lui è Dio, è una cosa buona, una cosa giusta, santa, senza errori. Noi, penso che avete notato, noi non siamo Dio. Un errore, una volta nella vostra vita, forse tanti anni fa, l'avrete fatto. Giusto? Tutti noi sbagliamo. Noi siamo molto diversi da Dio a causa del peccato che è stato commesso. Noi sbagliamo, facciamo cose cattive, empie, facciamo molti errori. Noi non siamo giusti, noi siamo peccatori. E quindi qua vedete le grandi differenze. Lui è buono, è perfetto, è santo. Noi siamo cattivi, siamo imperfetti, siamo peccatori. Questa è la grande differenza. Noi siamo ingiusti a causa del peccato. Lui invece è la giustizia. Dio è il concetto stesso di giustizia. E quindi vedete che c'è una gigantesca spaccatura tra di noi. E questo è il punto di partenza della predica di questa sera. Dio è giustizia. E Gesù ci dice che beato è chi è affamato e assetato di giustizia, perché sarà saziato. E quindi io vi chiedo, come possiamo aver fame di giustizia noi che non siamo giustizia, anzi che siamo ingiustizia? Ce lo spiega sempre la lettera ai Romani. E quindi passiamo alla seconda parte di questa vicenda, di questa storia, perché nella lettera ai Romani Paolo, proseguendo, spiega che tutti, sia giudei che non giudei, tra cui ci siamo noi, sono peccatori. Dio è giusto, Dio è la giustizia. E quindi Lui odia il peccato. Il peccato è ciò che è fuori dalla giustizia, ciò che è sbagliato, ciò che è contro Dio. E Dio lo odia, detesta quella cosa là. Lui ha stabilito nella sua legge, quella che trovate nell'Antico Testamento, se leggete Esodo, quello che ha scritto Mosè, e la legge di Dio è santa, perfetta e giusta, perché l'ha scritta Lui di sua mano, quindi è santa. Dio ha scritto che il peccato deve essere punito con la morte. E noi potremmo pensare nella nostra mente umana, ma che esagerato, mamma mia, dai, la morte è una cosa gravissima. Ma come abbiamo detto, Dio è giusto
E se Dio scrive una legge, questa è giusta, perché Lui è la giustizia. Ogni sua sentenza, ogni cosa che Dio dice è giusta per definizione. Però Dio non è solo giustizia, perché se no saremmo tutti azzerati, saremmo tutti condannati a morte e non ci sarebbe speranza per nessuno di noi. Dio è anche misericordia, Dio è amore, Dio è perdono. E quindi Dio Padre ha inviato il Dio Figlio, Gesù Cristo, ad incarnarsi sulla terra, perché la giustizia di Dio venisse fatta e Gesù pagasse le colpe di tutti quanti. Questo lo sapete, lo conoscete, giusto? Leggiamo versetti famosissimi, Romani 3, 23 e 24, penso che qualcuno qua dentro conosca a memoria questo passaggio, in cui Paolo scrive: tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio. E questo perché nessuno di noi è giusto quanto Dio. Quindi siamo tutti quanti spacciati, leggete il tutti là sopra. Anche la persona più bella, simpatica, amorevole, che vi ha prestato il temperino, che vi ha aiutato a studiare, anche quella persona là ha peccato, ma sono giustificati gratuitamente per la sua grazia, mediante la redenzione che è in Cristo Gesù. Giustificati. È una parola molto interessante perché sia in italiano che nell'originale greco significa dichiarare giusto. E quindi torniamo all'inizio della predica. All'inizio ho detto che noi riceviamo l'azione di Dio. L'azione parte da Dio. Dio è il protagonista del libro, del film, delle nostre vite e noi riceviamo questa azione. Con la crocifissione di Cristo, il Padre ha teso una mano verso di te e ti ha detto: se tu credi in me, sarai salvato. È Lui che ha fatto l'azione, ha fatto Lui il primo passo. Non è che tu hai detto: oh, che casino questa situazione, Dio, puoi venire giù a risolverla. Ha fatto tutto Lui. Tu sei la parte ricettiva. Tu puoi scegliere se ricevere questa salvezza che Dio vuole darti, oppure se respingerla e dirgli: no, grazie Signore, non mi interessa. Se tu accetti questa grazia, tu vieni salvato. Il vecchio te muore, tu rinasci in una nuova creatura, pulita, pura, lucente. Gli angeli del cielo fanno festa. Sapete quando il pastore che lascia le 99 per recuperare la pecora e quando la ritrova tutti gli angeli sono felici? Ecco, quella pecorella sei tu e quando ti converti, quando credi in Cristo, il cielo fa festa perché sei tornato a casa e tu entri a far parte dei figli di Dio, entrando a pieno diritto, con Gesù che ti apre la porta, nel regno di Dio. E questa è una cosa che è Dio che fa. Noi la riceviamo, possiamo respingerla, ma noi la riceviamo, l'azione è tutta di Dio. E Gesù Cristo, che è Dio, ti tende la mano e ti accompagna nel suo regno, ti porta alla sua salvezza. Gesù prende te, che sei peccatore, e ti rende giusto, ti giustifica, rende giusto. Capito come funziona la dinamica? Noi partiamo peccatori e attraverso il sangue di Gesù, che ha versato sulla croce, la sua resurrezione, noi veniamo resi giusti. Questo è quello che ha fatto Gesù con la sua morte e la sua resurrezione. Un miracolo potentissimo. Prende te, che eri morto, e ti rende vivo. Prende te, che eri prigioniero del peccato, e ti rende libero nella grazia. Prende te, che sei peccatore, e ti rende giusto. Leggiamo dalla seconda lettera ai Corinzi, capitolo 5, versetti da 17 a 21, anche qua passaggio molto molto famoso della parola di Dio, in cui Paolo scrive: se dunque uno è in Cristo, se dunque tu che mi stai ascoltando sei in Cristo, le cose vecchie sono passate, ecco sono diventate nuove. E tutto questo viene da Dio, che ci ha riconciliati con sé per mezzo di Cristo e ci ha affidato il ministero della riconciliazione. Infatti Dio era in Cristo nel riconciliare con sé il mondo, non imputando agli uomini le loro colpe, e ha messo in noi la parola della riconciliazione. Versetto 21, colui che non ha conosciuto peccato, questo è Cristo, egli, Dio Padre, lo ha fatto diventare peccato per noi, affinché noi diventassimo giustizia di Dio in Lui. È un po' complicato, me ne rendo conto, ma continuate a seguire. Noi siamo giustizia di Dio in Cristo. La parola ci spiega chiaramente come funziona la salvezza. Noi ci nascondiamo dietro Gesù, Lui si prende il nostro peccato addosso,
viene punito per il nostro peccato con la morte di croce, il nostro vecchio uomo muore sulla croce con Gesù e risorge insieme a lui nella risurrezione. E quando noi risorgiamo con Gesù, diventiamo una nuova creatura che riceve gratuitamente la giustizia che appartiene a Gesù. Sembra una cosa complicata, ma in termini molto semplici, Gesù si prende le tue colpe e tu ricevi gratuitamente i suoi meriti. Ma non è giusto. Ad occhi umani questo non è giusto, ma questa è la giustizia di Dio. Dio imputa a noi la giustizia di Gesù, regalandocela con la grazia. Perché tu ricorda, sempre con Dio è così, tu sei la parte ricevente. Questa è una cosa che Dio ha fatto, tu non c'entri, tu hai semplicemente aperto la porta, hai semplicemente detto sì Signore, io voglio questa azione, io voglio questo regalo, ma l'iniziativa è partita tutta da Dio. Quindi, andando verso la conclusione, abbiamo visto che Dio è giusto ed è Lui che stabilisce che cos'è giustizia e che cos'è ingiustizia. Poi abbiamo visto che per il sacrificio di Cristo noi siamo giustificati, cioè noi siamo resi giusti come Cristo è giusto. Torniamo al versetto iniziale. Beati quelli che sono affamati e assetati di giustizia, perché saranno saziati. Beati, come abbiamo visto nelle altre prediche, è la traduzione di Makarios, che vuol dire felici, ripieni di soddisfazione, appagati, estasiati. Quindi, tradotto in termini moderni, felicissimi sono coloro che hanno fame della giustizia, perché saranno saziati. E che cosa significa questo versetto? Collegando il filo di quello che abbiamo detto finora, forse la risposta ce l'abbiamo. Chi è la giustizia? Dio è la giustizia. L'abbiamo visto, lo dice la parola, Dio è giustizia. E quindi questo versetto può diventare beati quelli che sono affamati e assetati di Dio, perché saranno saziati. In Matteo 6,33, alla fine del Sermone del Monte, alla fine di tutto quello che stava dicendo Cristo, lui dice: cercate prima il regno e la giustizia di Dio e tutte queste cose, stava parlando di cibo, vestiti, beni di prima necessità, vi saranno date in più. E se andiamo invece nell'Antico Testamento, nel libro di Geremia, viene detto dal profeta, Dio parla attraverso Geremia e dice al suo popolo: voi mi cercherete e mi troverete, perché mi cercherete con tutto il vostro cuore. Io mi lascerò trovare da voi. Molto interessante quello che vediamo qua. Ok? Quindi, ragazzi, cercate la giustizia di Dio. Cercate Dio con tutto il vostro cuore. Questa sera Dio ti sta dando un messaggio molto molto chiaro e ti sta dicendo: devi avere fame di me. Abbi fame di me, abbi fame della mia parola, abbi fame del tuo tempo con me. Perché ragazzi, la vostra fede, la vostra vita spirituale è come un organismo. Se tu non cerchi Dio, se tu non preghi Dio, non lo lodi, non apri la sua parola, non lo ascolti, non vai in chiesa, non stai con i tuoi fratelli, tu ti stai uccidendo di fame e di sete. Tu stai massacrando il tuo spirito. Abbi fame di Dio, abbi sete di Dio. Tratta la parola di Dio come fosse cibo e come fosse acqua. Ne hai bisogno ogni singolo giorno. Gesù Cristo dice che io sono la fontana d'acqua viva. Questo è Gesù, la fontana dell'acqua viva. Chi beve da me vivrà in eterno. È questo che devi fare. Ogni singolo giorno vai nella parola, vai alla presenza di Cristo a dissetarti, a avere questa vita eterna. Perché se tu cerchi Dio, Dio ti promette che tu sarai saziato, avrai tutto quello di cui hai bisogno. E tu vedrai gli effetti del mangiare e bere la parola di Dio. Abbiamo parlato di essere luce e sale nel mondo, giusto? E tu vedrai che bevendo e mangiando dalla parola di Dio, tu diventerai sempre più sale, sempre più luce. Sgorgerà la parola da te, perché i tuoi pensieri saranno i pensieri di Dio.
la giustizia di Dio di cui abbiamo parlato sarà sempre più forte in te e tu avrai sempre più sete e sempre più fame di questa giustizia. E io ti posso garantire che se tu passerai tanto tempo con Gesù, camminando con Gesù, parlando come parla Gesù, pensando come pensa Gesù, tu inizierai a non accettare più il peccato. Il peccato nella tua vita inizierà a farti schifo come fa schifo a Gesù. Non vorrai più vedere quella roba là e non accetterai più le ingiustizie, perché lo Spirito Santo dentro di te, forte, nutrito, dissetato dalla parola di cui ti stai nutrendo ogni giorno, inizierà a suonare l'allarme, a gridare ogni volta che pecchi, non accetterà più il tuo peccato. E allo stesso modo, quando vedrai il peccato attorno a te, quando vedrai l'ingiustizia attorno a te, lo Spirito Santo suonerà la campana e dirà: questa cosa non va bene. Figlio mio, agisci. Figlio mio, parla, perché questa ingiustizia mi disgusta. Il nostro Dio è un Dio di giustizia e le ingiustizie di questo mondo lo disgustano. Ma Dio Figlio, Gesù Cristo, non è venuto sulla terra per condannare, giusto? Perché sennò, come ho detto, saremmo tutti spacciati, nessuno di noi si salverebbe. Ma Gesù Cristo è venuto per salvare. Gesù è venuto a portare su questo mondo un regno di giustizia, un regno che mette i riflettori sopra il peccato, che lo rende palese e lo denuncia. Gesù aveva a che fare con i farisei, che erano tra i potenti di quel tempo, e lui denunciava le loro opere sbagliate in pubblico. In pubblico, lui non si faceva nessun problema ad indicare un potente e a dirgli: hai sbagliato. Se voi ci pensate, Giovanni Battista è morto, è stato messo in prigione e poi ucciso perché è andato dal re Erode e gli ha detto: tu quella donna non la puoi sposare. Ha scelto di andare in prigione pur di combattere per la giustizia di Dio. E quello che Dio ti sta dicendo questa sera, quello che Dio sta facendo è una chiamata. Dio ti sta chiamando a essere un soldato, a essere un messaggero, a camminare per il mondo, denunciando l'ingiustizia e testimoniando della giustizia di Dio. Noi ragazzi crediamo in un Dio meraviglioso, in un Dio che prende le cose sbagliate ed ingiuste e le trasforma in cose giuste e cose meravigliose. Dio rende santo ciò che è empio e Dio rende vivo ciò che è morto. E quindi io ti invito, sii affamato di giustizia, non restare in silenzio quando vedi il male. E io sono sicuro che tu di male ne vedi tanto, ne senti tanto, non solo al telegiornale o nei social, lo vedi anche nella tua vita. Persone che fanno cose sbagliate, magari a partire da te, magari dentro la tua casa, magari a scuola, al lavoro, vedi persone che stanno vivendo una vita non secondo i principi di Dio, anzi contro i principi di Dio. Sei qui per denunciare il male, per testimoniare di una vita diversa, una vita di ravvedimento, di salvezza e di santità. Tu sei la luce del mondo e devi portare la luce di questa giustizia, senza timidezza e senza imbarazzo, a tutti coloro che conosci, vicini e lontani. E quindi per concludere, io ti invito a chiudere i tuoi occhi, non ancora per pregare, ma per meditare, per riflettere sulla tua vita. E io vorrei iniziare questo momento con una domanda, a cui chiedo che tu risponda con sincerità. E la domanda è: ho fame e sete di Dio? Ho fame e sete di Dio? Fatti questa domanda, lascia che rimbalzi dentro di te. Ho fame e sete di Dio? Quanto prezioso è per te il tempo con Dio? Parli con Dio? Immagina di prendere il tempo e l'attenzione che tu dedichi ogni giorno a Dio e di dedicarlo ai tuoi amici, al tuo partner, alla tua famiglia. E chiediti, quelle persone sarebbero contenti con l'attenzione e il tempo che gli do? O sarebbe troppo poco? O sarebbe troppo distratto? Quello che Dio ti sta dicendo questa sera è che Lui ha un piano per la tua vita. Pensa alle persone attorno a te, alla tua famiglia, alla tua scuola, a tutti quelli che conosci. Pensa quanta guarigione hanno bisogno, di quanta luce
hanno bisogno. Pensa quanta oscurità vedi. C'è tantissimo peccato da denunciare, tantissime vie sbagliate su cui dobbiamo mettere il riflettore e dire ravvedetevi e credete il Vangelo. E la prima persona a cui lo devi dire sei tu. Dobbiamo chiedere perdono per i nostri peccati e invitare la gente a ravvedersi. E questa sera Dio, il tuo Dio, ti sta chiamando a ravvederti. Ti sta chiamando a riconoscere il tuo peccato e riconoscere che tu non puoi fare nulla da solo contro quel peccato. Devi riconoscere che senza Gesù tu sei spacciato. E se tu non credi in Gesù, questa è l'occasione per dire: Gesù Cristo, credo in te, salvami e diventa il mio Signore e il mio Dio. Se invece già credi in Cristo, è l'ora di chiedere: Gesù Cristo, rendimi affamato di te e della tua giustizia. Usa questo momento per pregare a Dio. Chiedigli la sua visione spirituale delle cose, perché questa sera Dio sta chiamando messaggeri. Dio sta di vita. Pensa alle persone nella tua casa. Pensa alle persone nella tua scuola, nel tuo lavoro, nella tua chiesa, nei tuoi gruppi di amici. Ci sono persone che soffrono, persone con dolori, con traumi, persone che sono disperate, che guardano al futuro e vedono tutto buio. Tu sai che c'è questa disperazione nella tua vita, nella vita degli altri. Tu sai che c'è questo peccato, questo bisogno della giustizia e della salvezza di Dio. E quello che io ti invito questa sera è che tu ti possa alzare e accettare questa chiamata da Dio. Questa chiamata a essere missionario nella tua casa, missionario nella tua scuola, nella tua palestra, nel tuo luogo di lavoro, dovunque tu vada, a portare un messaggio di luce e di speranza. E adesso chi sta pregando continui a pregare, preghiamo insieme. Voglio pregare per voi. Signore, noi ti vogliamo ringraziare per questa parola preziosa che ci hai dato. Signore, ti prego, porta la tua giustizia nella nostra chiesa, nelle nostre famiglie, nelle nostre case, nei nostri luoghi di lavoro, Signore. Insegnaci, Signore, a essere disgustati dal peccato. Insegnaci, Signore, a chiedere perdono per quello che facciamo. Insegnaci, Signore, a sensibilizzare gli altri sui loro peccati. Nella tua casa, nella tua scuola, nel tuo luogo di lavoro, nell'Italia, nel mondo. Io ti invito ad alzarti in piedi in questo momento, in modo che possiamo pregare per te. Io vi invito, se il Signore ti ha chiamato a essere testimone, a portare questa speranza, alzati in piedi in questo momento, mantenendo gli occhi chiusi. Signore, io ti prego che tu possa guardare a questa chiesa. Guarda i fratelli che si sono alzati, Signore. Ti voglio ringraziare per le loro vite, ti voglio affidarli a te. Voglio affidarli a te perché, Signore, tu possa suscitare una generazione di testimoni, una generazione che non abbia paura di denunciare il peccato e di portare il tuo messaggio di grazia. Signore, io ti prego nel nome di Gesù che queste persone che si sono alzate, quelle che sono rimaste sedute, la tua Chiesa, siano messaggeri coraggiosi della tua giustizia, della tua luce, della tua speranza. Signore, ti prego, tocca i cuori di ciascuno di noi, rendici sensibili alla tua parola, rendici disgustati dal peccato, rendici misericordiosi con chi sbaglia, con chi soffre, rendici affamati e assetati della tua giustizia, in modo che noi possiamo cercarti con tutto il nostro cuore, perché la promessa è che tu ti farai trovare, Signore. Fatti trovare da noi, fatti trovare dalla tua Chiesa nel nome di Gesù. Amen. Ora vi invito ad alzarvi tutti quanti per il nostro momento di lode e di adorazione. Viviamo per questa giustizia e cerchiamo ogni giorno
di portare la giustizia di Dio nella nostra vita e nella vita delle altre persone. Noi canteremo adesso che il Signore è grande. Grande è il Signore, Lui è degno di ogni lode. La città del nostro Dio è il Logo Santo. La gioia della terra. Grande è il Signore, noi abbiamo la vittoria. Da Lui prendiamo forza per la vita. Noi ci prostriamo a Lui. Signore, noi vogliamo lodare Te. Vogliamo ringraziarti per le opere che hai fatto. Noi ora confidiamo nel tuo amore, perché soltanto tu eterno l'intero cielo sei Re. Grande è il Signore, Lui è degno di ogni lode. La città del nostro Dio è il Logo Santo. La gioia della terra. Grande è il Signore, in Lui abbiamo la vittoria. Da Lui prendiamo forza per la vita. Noi ci prostriamo a Lui. Signore, noi vogliamo lodare Te. Vogliamo ringraziarti delle opere che hai fatto. Noi ora confidiamo nel tuo amore, perché soltanto tu eterno l'intero cielo. Signore, noi vogliamo lodare Te. Vogliamo ringraziarti delle opere che hai fatto. Noi ora confidiamo nel tuo amore, perché soltanto tu eterno l'intero cielo. Perché soltanto tu eterno l'intero cielo. Ragazzi, potete sedervi un attimo per alcuni avvisi. Il prossimo sabato, il 30,
avremo il nostro Thanksgiving. Sarà un culto, il culto avrà insomma una dinamica un po' diversa. Invitate i vostri amici, sarà una bella serata. Per quel giorno lì avremo il nostro bar, faremo degli hamburger, giusto? E tutti i soldi che riusciamo a ricavare sarà sempre per l'Aga Move, per Sala Nera e tutto quanto. Quindi l'idea è anche che dopo il culto possiamo avere un momento bello insieme, quindi se potete evitare di uscire a mangiare fuori, mangiate qui, avremo un bel tempo tutti insieme. Anche per quel giorno, durante la giornata del sabato, soprattutto per le ragazze, chi vuole aiutare con la decorazione, giusto? Chi vuole aiutare a decorare la sala nera. Le ragazze saranno qui dalle 2 più o meno in poi, quindi chi ha la voglia e chi ha la disponibilità di essere qui, cercate Camilla lì in fondo, alza la manina, questo, brava. Se qualcuno vuole aiutare, anche i ragazzi, perché sicuramente servirà portare le cose davanti e indietro, su, giù, quindi se siete disponibili ad aiutare, venite anche voi. Allo stesso giorno, dalle 15 alle 19:30, ci sarà l'incontro delle donne che si svolgerà nella sala culto, quindi ragazze, se volete, se partecipare, sarà lì durante tutto il pomeriggio. Altri avvisi, c'è sempre il gruppo Ask a Move di domande ai pastori. Quel gruppo lì, non so se fate parte, se non lo fate, se volete, è sempre disponibile su WhatsApp in modo assolutamente anonimo per fare le domande, quindi state sicuri che, tranquilli soprattutto, che nessuno saprà chi ha fatto le domande, a meno che non vogliate mettere il vostro nome. Subito il sabato 7 dicembre ci sarà l'incontro delle coppie. In quella sera lì sarà anche l'incontro delle giovani coppie, faremo insieme questa volta. Cosa? Giovani coppie sposate, ovviamente. Se non siete sposati non è per voi. Poi subito dopo i piccoli gruppi ci sarà l'incontro di studio per Apocalisse con il pastore Sandro in sala culto, pastore, quindi i genitori o insomma chi vuole partecipare. Qualcos'altro? No? Per chi vuole fare le lezioni ci sono batterie, chitarra, canto, mi pare che anche le lezioni di italiano. Se volete partecipare, cercate Jacqueline, la mamma di Monique e Patrick, se non sapete, quindi potete cercare lei. Si parte a ottobre. È partito. Per finire, per i piccoli gruppi, stasera ce l'avremo per i preadolescenti Victoria, conoscete sempre Victoria. Per gli adolescenti Donne, Larissa. Per gli adolescenti maschi stasera, chi è con gli adolescenti maschi? Samuel. Con i giovani maschi invece sarà Miguel, lì in fondo. E per le giovani, le ragazze, sarà chi? Chi è questa sera? Giada. Grazie Giada. E poi per l'ultimo, per finire, dopo i nostri piccoli gruppi,
ci sono avanzati diverse pizze del nostro campeggio di giovani, quindi saranno in vendita a €1, giusto? €1 le pizze, sono pizze abbastanza grandi, e c'è anche pão di queijo, anche a €1, giusto? Quindi subito dopo i piccoli gruppi ci sarà in vendita qui. Basta così, grazie, potete alzarvi. Non aveva alcuna bellezza o maestà che potesse attrarci. Lui non aveva nessuna apparenza da desiderare. Fu rifiutato fra le persone, ciò nonostante portò i miei dolori, il suo e la offerta per la colpa, lui la presentò per esaudire il creatore, lui morì affinché la sua luce in noi potesse brillare. Il figlio dell'amore si consegnò per potermi salvare. Rifiutato fra le persone, ciò nonostante portò i miei dolori, il suo castigo ci dà pace e la speranza non svanirà. L'offerta per la colpa lui la presentò per esaudire il creatore, lui morì affinché la sua luce in noi potesse brillare. Il figlio dell'amore si consegnò per potermi salvare. Tu sei l'anello che per i nostri peccati fu calpestato senza di una parola sola a dolorosa fino alla morte, e gli versò la sua vita, provando
Gloria a Dio. Grazie a tutti, Dio vi benedica. Junior, vuoi parlare qualcos'altro adesso? No? Quindi? È vero. È vero. Scusatemi, non sono abituato a fare, no, a pregare, non sono abituato a chiudere il culto, quindi va bene, Signore, grazie, perché noi abbiamo avuto momenti belli e preziosi con te, Signore. Grazie per la pace che tu ci dai, per la pace nel nostro cuore, e che questo è un'oretta che risolve tutto, è quell'oretta che completa tutto, che riempie tutto, perché è quel tempo che non abbiamo soltanto con te, Gesù. Che in questa settimana tutti i nostri amici che sono qua possono sentire la tua presenza, che loro possono vedere il tuo agire, e principalmente che tutti noi possiamo, durante la nostra settimana, in tutto quello che facciamo, possiamo riflettere l'immagine di Gesù. Grazie Dio per tutto, nel nome di Gesù, amen. Adesso quindi, come di solito, togliamo tutte le sedie e facciamo un'ultima canzone, signori. Dice di me. Sogno perché